Una popolazione dei lupi attualmente in salute, in costante aumento e che non può aumentare all'infinito, perché in questo modo turba l'equilibrio fra gli allevatori, i residenti, i turisti e la popolazione di animali selvatici stessi. Quindi auspichiamo quanto prima un piano di intervento che ripristini questo equilibrio. Ufficialmente in provincia di Vicenza solo nel primo semestre dell'anno sono state oltre 90 le predazioni registrate, ma il numero è approssimato per difetto perché certifica solo i casi denunciati. Un trend impressionante che attesta una tendenza ormai fuori controllo soprattutto nei comuni montani tra Valdagno e Schio e quelli dell'altipiano. I lupi però stanno uscendo dall'areale tradizionale per spingersi in pianura, tra gli ultimi casi segnalati quello di San Michele di Bassano. Per segnalare ufficialmente la preoccupante situazione in regione, una delegazione della provincia Berica ha incontrato le autorità nella sede di Palazzo Balbi, consegnando una lettera firmata di 40 sindaci che chiedono interventi urgenti per sopire le preoccupazioni e scongiurare l'abbandono delle maglie da parte degli allevatori. I sindaci del Vicentino hanno sollevato la questione del lupo, in modo particolare quelli dell'altopiano, ma non solamente loro, quindi io in rappresentanza della provincia ho anche sottolineato quello che è il ruolo delle nostre polizie locali e provinciali in questo caso, che sono in costretto contatto con gli uffici anche regionali. Il problema ovviamente deve essere comunque affrontato sia a livello nazionale che europeo e quindi questa è la richiesta che facciamo alle autorità di competenza. Un problema su cui occorre intervenire in modo deciso e noi come Regione siamo al fianco degli amministratori con tutte quelle che sono le azioni che oggi ci vengono consentite dalla legge, ma abbiamo bisogno di strumenti più incisivi, abbiamo bisogno che venga finalmente data la possibilità di contenere la popolazione dei lupi che oggi è in forte espansione nella nostra Regione.